Ciao, inizio questo vlog dal mio posticino per caricare i video perché pensavo di caricarlo da casa, però poi è successo che mi volevano 2 ore e mezza. Io dovevo uscire perché volevo andare in agenzia a vedere del fico di Bologna, di andare a visitarlo, e di conseguenza ho deciso di venire qui che faccio più velocemente, e infatti in 20 minuti il video si è caricato. Adesso posso prepararmi per andare in agenzia e vedere questo fico, se lo fanno, se hanno raggiunto il numero, cosa e come. Qui mi sono presa 1,5 kg di gelato, non lo apro perché vi dico che segnava 33 gradi di calore e la macchina si era bella calda, per cui ho paura che mi sia un po' sciolto. Lo metto subito in congelatore adesso che ho finito questa clip. Lì mi sono mangiata una coppettina e ho preso Nutella e zuppa inglese. Di qua invece volevo farvi vedere, questo qui è il giro che pensavo di fare. Questo qui è il fico, che è l'agroalimentare, parco agroalimentare del mondo più grande, è scritto, e la fanno o il 15 settembre o il 6 ottobre. Io pensavo quasi quasi di farla il 6 ottobre per paura di trovare, fra 15 giorni, di trovare troppo caldo. Adesso vedo se, perché ho chiesto, devo ancora prenotare perché per il 15 c'è posto, per ottobre devono ancora arrivare a raggiungere un numero minimo che da considerare che il giro si faccia. Per cui aspetto 2 o 3 giorni o vado il 15, se no prenoto per il 6 ottobre. Ed ecco arrivati i pacchi di oggi. Uno è di Pinalli e sono arrivati anche i 3 campioncini. Uno è una crema a mani di Kiehl's e 2 sono dei profumini, uno da uomo e uno da donna, mentre questi sono i prodotti che ho preso. Ho preso l'Ultra Facial Overnight Hydrating Mask, che io la uso principalmente la sera, ma andrebbe utilizzata come una maschera, messa in quantità diciamo quasi abbondante, aspettare 10 minuti e poi l'eccesso toglierla con un panno. Però io di solito la uso come una crema normale, ne metto meno e subito sono bagnata, diciamo. Non è di facile assorbimento, però poi così assorbe, mi va bene così e riesco a fare più meglio il trattamento. Mentre l'altro prodotto che ho preso è un prodotto di Filorga. Ho preso questo scrub maschera, in teoria dovrebbe essere, prima lo usa come uno scrub sul viso, poi dovrebbe fare l'effetto di fare delle bollicine e di creandosi queste bollicine dovrebbe far respirare la pelle. Io lo devo provare, vediamo com'è. E per finire è arrivato il pacco della Fitvia, che ho preso 3 tè, 2 detox che sono i miei preferiti e uno slim. Per non prendere tutti e 3 detox ho preferito prendere uno slim. Vi faccio vedere la particolarità di questa confezione della Filorga. C'ha il tappo che viene tolto così, che non ha nessuna vite, non so adesso se riesco ad inquadrarvi, a questi puntini che tengono fermo. Poi non riuscivo a capire come fare uscire il prodotto e ero qui che la giravo e rigiravo. Poi ho scoperto che schiacciando qui, ed ecco che esce il prodotto. Questa è una novità. Adesso lo provo sulla mano così ve lo faccio vedere. Ho preso quello che c'era sopra, ma l'ho messo sulla mano. Allora vedete il pallino è come il prodotto si presenta appena lo si mette sulla pelle. Poi quando lo si massaggia si sentono i bambini dello scrub, ma poi dopo lo scrub, lasciando stare, fa questo effetto di questa schiumetta, e questa schiumetta dovrebbe reidratare la pelle. Io prima l'ho già provato e mi sono sentita la pelle liscia, e mi è piaciuto come
Ecco, perché questa è la particolarità di questo scrub maschera che io non ho mai visto. E questa qui è la confezione che si chiama, è della Filorg, si chiama Scrub e Mask. In questi giorni è anche in offerta, io l'ho preso sul sito di Pinalli, non mi ricordo più se l'ho pagato sui 30-36 euro, comunque a prezzo intero dovrebbe costare sulle 40 euro se non sbaglio, comunque date un'occhiata al sito e questo qui è il prodottino che mi sono presa. Sono appena tornata dalla spesa, mi sono fatta questo chicchetto qui sopra, perché i capelli mi davano, a parte che è da questa mattina che ce l'ho, per cui avevano preso un po' la forma, e ho provato a distenderli, però facevano tipo ventaglio, e per cui ho deciso di tenerli legati. Beh, sono andata a farmi un po' di spesa, però prima di farvi vedere la spesa, volevo ritornare sul discorso del sito Pinalli, che io vi consiglio, se vi piace il beauty e se ci date un'occhiata al sito, che vi piacciono i marchi che tengono, di farci un pensierino, di iscrivervi, perché voi dal sito potete acquistare intanto a 25 euro, ci sono già le spese di spedizioni e non sono come i classici siti che ci vogliono 50 euro, e questo è già un punto a loro favore. Ma la cosa più importante è che se poi con i prodotti che voi acquistate da loro ci scrivete le recensioni, per cui dovete essere iscritti al sito, perché tramite la vostra email che poi vi spediscono un buono. Allora voi scrivete la recensione del prodotto, viene approvata dallo staff, se viene approvata dallo staff vi mandano un buono di 10 euro da spendere su una spesa di 60 euro. Per cui non è niente male risparmiare 10 euro. E anche questi buoni non è che vi arrivano oggi e siete costretti a utilizzarlo subito. Io ho un buono adesso che è valido fino al 31 ottobre, per cui ho 2 mesi di pensare, di decidermi, di fare la mia lista spesa, e quando arrivo a 60 euro di fare l'acquisto so che mi tolgono 10 euro, per cui io spendo 50 euro. Per cui non è niente male anche questo sconto. Poi hanno marchi come Neve Cosmetics, che io non ho mai preso niente, però ogni tanto la vedo girare, per cui non è niente male. Poi c'hanno altri marchi che io adesso non mi ricordo, per cui ci sono diversi marchi, anche diversi dai classici Chanel, Dior, che si trovano un po' dappertutto, hanno anche altri marchi. Per cui dateci un'occhiata a questo sito. Cioè, con questi capelli qui mi sembra messa così, cioè non so come mettere l'inquadratura, mi sembra di essere spoglia qui, di non avere capelli, di avere la fronte di 20 centimetri e di non avere capelli. E adesso vi faccio vedere la spesa. Prima di tutto vi faccio vedere quest'acqua, la Bio Blu, che ero quasi senza e ne ho prese 2 confezioni, ne ho una confezione intera in cantina, però ho deciso di prenderne altre 2 visto che c'era. Poi di qua ho preso la valeriana come sacchettino, poi ne ho preso un altro, eccolo qui, che è un tutto insieme. Poi ho preso le patatine, anche se ne avevo un'altra confezione, ho deciso di prendere anche perché scadono nel 2020, per cui ho tempo di utilizzarle. È scritto qui sotto che scadono a febbraio del 2020, per cui ho tempo di mangiarle. Questo è lo scontrino. Poi ho preso 4 uova. Le sottilette, questa volta ho preso quelle classiche. In tutto vi dico che ho speso 48, eccolo qui lo scontrino, non so se riesco a farvelo inquadrare, comunque qui c'è scritto 48 e 12 centesimi, che non lo inquadra. Questa confezione di grana padana così a scaglie, che mi ispirava l'idea di questo grana tagliato così. 2 confezioni di zucchero, e anche questo l'ho preso perché di scorta ne avevo uno solo.
le olive ascolane, che come le fanno loro mi piacciono, allora le ho riprese. Una confezione di carciofini, questi qui che sono, in teoria sono buoni, sono dalla Puglia, sono la dispensa Trullo, specialità della Puglia, Made in Puglia, carciofi di Puglia alla contadina. Dovrebbero essere buoni, per cui li ho presi. Qui dentro nel sacchetto invece c'è il roast beef, praticamente manzo all'inglese roast beef, che è questa confezione. Qui ci sono 2 tomini, di qua c'è una neve del grappa che è tipo il formaggio brie, ma invece si chiama neve del grappa perché è fatto qui nella zona. E per finire questi fusilli come pasta fredda. E qui dentro non rimangono solo il limone, una confezione di latte, le bibite, c'è la Pepsi, l'oransoda e il chinotto dovrebbe essere da qualche parte. Eccoci qui, questa è la mia spesa di oggi. Come potevo non fare danni? Cioè praticamente ieri alle 2, 2:30 ho visto che sul sito di Sephora, sulle novità, è arrivata la palette Norvina, quella nuova volume 1. Non potevo non prenderla, non ho visto ancora nessuna recensione, ma le colorazioni mi piacciono. Ho visto un po' di video, un po' di swatch dagli americani, perché qui in Italia è arrivata ieri, e ho deciso di prenderla. Ho fatto, a parte che il primo ordine che ho tentato di fare mi hanno buttato fuori e ho dovuto aspettare 5 minuti e rifare l'ordine. In teoria adesso l'ordine dovrebbe essere andato a buon fine, speriamo. E adesso vediamo quando mi arriva, cosa o come, perché ho soltanto ricevuto l'email che hanno ricevuto l'ordine, che è in fase di preparazione. Adesso poi dovrei ricevere l'email quando viene spedito il pacco, ma speriamo bene che il pacco mi venga spedito, perché tra le novità che avevo visto, perché avevo visto anche di Too Faced che ci sono delle novità, ma non mi ispiravano, perché avendo già visto che c'era questa nuova palette Norvina che si chiama come l'altra, come un'altra palette che si chiama sempre Norvina, soltanto che questa si chiama Norvina volume 1 Pro e qualcosa, Pro Progress dovrebbe essere, ma è anche più grande, ha più colori, dovrebbe avere 5, 10, 15, 20, 25 colori se non sbaglio, per 69 euro. Per cui pensando 25 colori, 69 euro non è niente male. Non so la quantità per ogni ombretto, però a parte che non riesco mai a finire le palette, per cui sì, anche se non c'è una quantità enorme mi va bene lo stesso, ma volevo prenderla perché di solito la Anastasia Beverly Hills non mi delude come qualità di ombretti, a parte una palette che non ho preso perché non mi piacevano le colorazioni, se no tutte quelle che ho come texture, pigmento, mi piacciono tantissimo, sono facilissime da sfumare e mi trovo benissimo nell'utilizzo di queste palette. Per cui ho deciso di prenderla, adesso vediamo quando mi arriva. Poi questa mattina devo fare il giro dal mercato agricolo, volevo andare questa volta in Sephora negozio perché ho visto che ci sono dei come posso chiamarli, non sono sono rotondi come i cotton come i batuffoli di cotone, quelli per il struccaggio, però sono in tessuto e sono lavabili, e volevo provare queste salviette struccanti a vedere l'effetto, perché ho visto su una storia di Lolla che le aveva provate e ha detto che sono utili perché sono morbide, non graffiano la pelle, le cuciture non graffiano e sono lavabili, per cui poi dopo ogni utilizzo basta solamente lavarla e non c'è la necessità di gettare via come si fa con i dischetti di cotone. Per cui volevo provare queste salviettine struccanti e vedere se sono utili. Io penso di sì, perché se la utilizzo una volta, dentro ce ne dovrebbero per 14 euro, questo mi ricordo anche il prezzo, per 14 euro ce ne dovrebbero essere
o 7 o 9, adesso non mi ricordo di preciso quante, e però utilizzandone anche 2 le utilizzo e le lavo e poi posso riutilizzarle il giorno dopo, per cui mi sembra una roba molto molto utile. Beh, adesso vediamo quale vado a prendere, se le trovo, perché il sito mi indica che ci sono qui in negozio. Se ci sono le prendo, perché ieri dalla fretta di ordinare la Norvina non ho più preso le salviette, se no eventualmente rifaccio un altro ordine via internet per queste salviette. Borsa da mercato agricolo. Allora ho preso, qui dentro ci sono 5 kg di fagioli che avanti sera o stasera li devo aprire, e questi pomodorini, e qui dentro c'è 1 chilo di fagiolini e 2 cetrioli. Questa è la spesuccia fatta al mercato agricolo. E questo è il sacchettino di Sephora. Ho trovato le salviette che sono tipo dischetti, però sono in cotone di tessuto. E poi ho fatto altre spesucce che vi farò vedere nei video acquisti, così vi incuriosisco un po'. Mentre parlo vi faccio passare una foto del gelatuzzo che mi sono mangiata pochi minuti fa. Infatti il rossetto se n'è completamente andato, mi ha detto ciao ciao. È una coppa al pistacchio e nocciola IGP con la panna, un po' di glassa liquido al pistacchio, la panna e i granellini di nocciola al pistacchio e 2 biscottini. Ci ho dato 5,50 € di questa coppetta. Adesso provo a struccarmi con i dischetti che ho preso questa mattina e vediamo se funzionano. Allora, io adesso questo dischetto l'ho bagnato di bifasico, che utilizzo questo di Sephora, che è quello che mi piace di più e mi brucia meno gli occhi. Se esagero con il prodotto un po' mi dà fastidio, però se no di regola non lo sento nemmeno che mi sto struccando gli occhi. Per cui è molto molto buono per quanto mi riguarda questo qui di Sephora. Ecco, adesso lo inquadra meglio, che è il bifasico. Adesso qui lo vedete di un colore solo, ma è perché l'ho shakerato per metterlo qui nel dischetto, se no dovrebbe essere, è di 2 colori, uno chiaro e uno azzurro, trasparente uno. E adesso che ho bagnato questo dischetto, beh, non ho molto da togliermi perché ho un po' di mascara e un po' il restante del rossetto, perché come vi ho detto prima ho mangiato il gelato e se n'è completamente andato via. Beh, che tolga, è morbido, non mi dà fastidio, come vedete dalla spugna ci sono delle cuciture qui, ma non mi danno fastidio, neanche le sento, per cui molto molto. È vero che questi sono fatti bene, veramente, mi sta come prima impressione, non è niente male, veramente un bel prodottino. Io poi apro il rubinetto, ci butto del sapone e lo sciacquo, e questo è il risultato, è come ho intenzione anche di pulirlo, poi lo lascio qui sopra il lavandino che si asciughi. Veramente mi sta veramente piacendo. Poi questa settimana o la settimana prossima provo ad andare a chiedere all'estetista se può farmi la laminazione delle ciglia, perché è completamente, vorrei dire completamente andata via. Un po' mettendo il mascara me le vedo girate ancora un po' su, ma se no senza mascara non si vede praticamente quasi più niente. Comunque ottimi questi dischetti. Se voi cliccate, adesso non ho qui il pacco, ce ne sono dentro 7, adesso non ho qui il pacco, ce l'ho di sopra. E è comunque quello che vi avevo fatto vedere nella clip precedente dell'acquisto di Sephora, e dentro ce ne sono 7 mi sembra, e molto buono. Se voi sul sito di Sephora scrivete di dischetti struccanti vi escono questi dischetti, così potete darci un'occhiata. Nuovo arrivo da Sephora in super anteprima, perché qui in Italia ne ho viste girare veramente poche, anzi io per prenderla ho visto video e swatch americani, inglesi, adesso non lo so, comunque non italiani,
la Norvina Collection volume 1 ed è questa qui, esternamente è fatta così. Adesso ve la apro e questa è la palette aperta. Questi sono tutti i colori, sono 5, 10, 15, 20, 25 colori. Qui c'è anche un enorme specchio, ciao, mi vedete? E questi sono i 25 colori, per 69 euro costa, però è stupenda, i colori mi piacciono moltissimo. Sono appena stata in un posto dove fanno il pane cotto a legna, per cui ho preso queste due, un filone e una rotonda. Ho preso dei crostini fatti da loro, che mi ha consigliato di metterci sopra della mozzarella del prosciutto, della mozzarella del pomodoro, che vengono buoni. E ho preso anche biscotti, sempre cotti a forno a legna. Questi sarebbero i zaetti, e questi non so come si chiamano, però sono sempre dei biscotti cotti nel forno a legna. Bruttina notiziola, volevo farmi la laminazione delle ciglia, ma l'estetista non tiene più la ragazza che li faceva perché gli occupava una cabina e bla bla bla, per cui si vede che forse hanno fatto i loro conti e non gli conveniva tenere questa ragazza, per cui mi devo cercare qualcun altro che mi faccia la laminazione ciglia. E adesso vediamo cosa concludo e cosa riesco a fare. Adesso prendo, che questo è un trucco fatto con la palette di Anastasia Beverly Hills, quella in collaborazione con Jackie Ania. Prendo il mio dischetto che ieri l'ho lavato, è rimasto cioè dipende da quanto si ha voglia di strofinare, perché specialmente il mascara fa più fatica a venire via dal tessuto. Comunque niente male questi dischetti. Allora, ieri era domenica, giornata al mare. Dovrebbe essere stata l'ultima domenica che c'è stata la possibilità di andare al mare, perché qui mettono che le temperature cambino, c'è maltempo in arrivo, per cui dovrebbe essere stata l'ultima domenica di relax al mare. E oggi sono riuscita ad andare alla nuova estetista, che si chiama, ha questo nome, Vivia. E mi sono fatta dare anche un dépliant dei trattamenti che fanno con il loro orario, perché visto che dall'altra parte mi ha detto che la ragazza della laminazione ciglia non la vogliono più tenere perché gli occupa una cabina. Poi che ci sia dell'altro sotto mi viene anche da pensarlo, perché ok, ti occupa una cabina, però ti porta al lavoro, cioè ti porta a lavoro tra virgolette, perché a parte noi clienti che andavamo a farcela, non so se poi la ragazza delle ciglia gli lasciava qualcosa in qualità di soldi, visto che gli occupava la cabina, o se non prendeva assolutamente niente. Non ne ho la più pallida idea. Comunque io, visto che mi ha detto che non la fanno più, io vedo una necessità sulle mie ciglia di averla, per cui ho trovato questo nuovo posto. È qui a Castelfranco. Vi faccio vedere da esternamente dov'è. Vedete laggiù in fondo quel palazzo in vetro? Beh, è laggiù in fondo. Qui c'ho il parcheggio libero e laggiù in fondo sarebbe questo posto. Comunque fanno anche altri trattamenti, perché a parte la epilazione, la pulizia al viso, trattamenti mani e piedi, hanno l'area benessere che hanno la spa con massaggi, hanno lo scrub in bagno turco, massaggio relax, massaggi specifici per corpo, riflessologia plantare, chissà cos'è. Dopo Lash Artist, che sarebbe il discorso delle ciglia, per cui fanno le extension, la tinta, la permanente, laminazione, che non capisco la differenza, che qui ci devo un attimo capire qualcosa. Poi fanno anche trattamenti dimagranti, sospensione ai minerali, fanghi, trattamento urto anticellulite. Sarebbe interessante, perché mentre dall'altra parte mi facevano il pacchetto, praticamente io dovevo spendere 300 euro,
Non so se questi facciano praticamente un trattamento da 80 euro, poi se una persona vede che gli interessa il discorso può continuare a farne altri. Devo proprio chiedere questo discorso della cellulite, come la trattano loro. Beh, comunque l'appuntamento ce l'ho proprio oggi all'1, che mi ha detto che è libera all'1, dura 1 ora e un quarto, per cui più o meno fino alle 2 e un quarto sono impegnata a trattare le ciglia e vediamo come mi trattano loro. Io ormai, cioè dall'altra estetista, ormai ho prenotato un trattamento manicure, per cui lo provo, ci vado, non ci sono mai andata, ma mi incuriosiva provare a mettermi uno smalto, visto che adesso le mie unghie sono a posto, non ho più problemi di sfaldamento. Volevo provare a farmi il trattamento e a mettermi lo smalto dall'estetista per vedere primo se mi dura di più, perché quando lo faccio io con lo smalto normale, quelli che si acquistano, mi dura 8 giorni e poi c'è la necessità di toglierlo perché è tutto sbeccato, e volevo anche per questo discorso provarlo, anche perché dall'altra parte mi ha detto che costa sui 20 euro la manicure. Vediamo da quest'altra manicure estetico con smalto no, io volevo smalto normale, manicure con cheratina o d'altro. Beh, comunque da 20 qui, mentre mani e piedi manicure la mettono da 25 euro in più, sarebbe 5 euro in più rispetto a quello che farei dall'altra parte. Beh, adesso vediamo un attimo, chiedo informazioni e vediamo poi se li faccio oppure no. Bene, io intanto adesso cosa faccio? Adesso ho perso la cognizione del tempo, anche perché questo posto ho dovuto fare delle scale, non pensavo di farlo, pensavo che fosse a piano. Ok, adesso dove devo andare? Devo andare in piazza Castelfranco in agenzia a prendere le carte che lo devo ancora pagare per andare a vedere il fico di Bologna. Ecco, ho trovato cosa fare. Le carte dall'agenzia sono riuscita ad andarle a prendere, ho anche pagato, per cui per il 15 settembre è a posto, che se non succede niente, che se tutto è a posto, vado al fico di Bologna, così vedo anche questo fico di Bologna com'è. Adesso ho mangiato una barretta di Pesoforma e un biscotto. Adesso sono qui da quell'estetista che vi avevo fatto vedere per farmi la laminazione. Spero che avanti sera o cosa vi faccio vedere. Vedete quanto buio che è da questa parte? Adesso non lo so se arrivi la pioggia o cosa, c'è un po' di venticello, ma comunque non so se arrivi la pioggia o cosa. Io un po' spererei che piovesse un po', così rinfresca un po' l'aria anche. Basta che non faccia la tempesta mentre sono qui dall'estetista, che non dovrei anche pagare i danni della macchina per andare dall'estetista. Speriamo bene, anche perché poi mercoledì pomeriggio, ma questo sicuramente lo vedrete nell'altro vlog, perché io di solito al martedì chiudo i vlog e al mercoledì ne inizio un altro, che è quello che poi vedrete il venerdì prossimo. Comunque ve lo dico, però lo vedrete nel vlog del prossimo venerdì, che devo andarmi a fare le unghie dalla vecchia estetista, da quella che adesso non mi fa più le ciglia. Comunque adesso le mie ciglia sono così, spero di essere riusciti a struccarmele bene. Comunque adesso glielo dico, questa mattina ero truccata e così poi vediamo come me le fa. Ed eccomi qui con le cigliozze fatte. Fuori sta piovendo, è freddo perché in questo momento c'ho freddo, sono 24 gradi, ma comunque mi sono un po' congelata dall'estetista arrivare in macchina, ho sentito veramente freddo. Questo è l'effetto. Però il prezzo, questa volta ci ho dato 70 euro dall'altra estetista, che era una estranea che andava al centro a fare questi lavori, pagavo 45.
qui mi hanno chiesto 70 euro, adesso vediamo come va. Mi ha chiesto se voglio un altro appuntamento, gli ho detto no, aspetto a vedere quando le vedo scendere, e così vediamo insomma per la prossima volta, che perché più o meno dovrebbe durare un mese, e se riesco, visto che sono 70 euro, se riesco a farla durare anche di più, vediamo come va. Però nel frattempo, visto che fanno trattamenti viso, ho chiesto come potrei procedere per fare trattamenti viso anti-età principalmente. Allora lei mi ha detto, prima cosa fare un detossinante, poi dal detossinante decidere che trattamento fare, e mi ha fatto vedere questo che è un macchinario che fa questo trattamento anti-età sia sul viso che sulla cellulite. Costerebbe 120 di un'ora, però prima fare comunque il detossinante e poi vedere dopo 10-15 giorni se si vuole fare un altro trattamento o cosa. Per cui adesso tanto faccio il detossinante e poi vediamo come va. Se decido di fare dell'altro oppure cosa, anche perché lei mi ha detto posso fare come anche dall'altro estetista i trattamenti singolarmente oppure racchiuderli in un pacchetto, però il pacchetto subito ti chiedono 200-250, perché come un antietà lei mi ha fatto un esempio che di 5 trattamenti, partendo dal detossinante e poi altri 4 o 5 trattamenti in aggiunta, spenderei 250 euro se prendo un pacchetto creato da loro, mentre se posso fare anche i trattamenti singolarmente, perché a me adesso non interessa fare 5 trattamenti di fila che le ho appena conosciute, diciamo. Il detossinante mi va bene farlo, perché mi ha detto la pulizia del viso, il detossinante, e l'ho detto che la pulizia del viso quasi ogni sera mi faccio il Clarisonic, e poi l'anno scorso che avevo fatto la pulizia viso non avevo trovato granché di sporco, perché logicamente facendo sempre col Clarisonic, scrub e cose varie, la pelle è sempre più pulita di chi non fa niente, per cui sono passata direttamente al detossinante per iniziare i trattamenti, perché lei mi ha detto che vuole, che secondo lei, e me l'ha quasi imposto, diciamo, prima di tutto di partire con un trattamento di base, che sia una pulizia viso o un detossinante, poi da lì decidere che altri trattamenti fare, che per loro è una preparazione della pelle a quello che si può fare dopo. Per cui adesso vediamo, sta piovendo. Ed ecco la micro spesa di questa stamattina. Ho preso TV, sorrisi e canzoni, che dentro c'è anche cucina moderna. Ho preso 4 ruote e poi mi sono concessa una piccolina spesuccia. Allora, di peso forno ho preso queste barrette, perché io attualmente sto mangiando quelle al cocco, che sono più o meno metà di queste e sono ricoperte di cioccolato, però mangiandole quasi ogni giorno una diventa un po' noioso. Allora ho deciso di provare a prenderne di un altro tipo e di intercambiarle. Poi la Naturvale ho preso queste barrette agli arachidi, perché dentro ce ne sono solamente 4 e come gusto non sono male, e allora li ho presi. Allora ho ripreso quelli agli arachidi che li avevo già assaggiati, in più ho provato questo qui al caramello salato. Questi non li ho mai assaggiati, per cui non so questi col caramello salato se siano buoni oppure no. Poi una piccola sfizioneria, ho preso i twist, quelli mini, questi qui. Il limone, visto che ho trovato quello piccolo, ne ho preso giusti 2 confezioni. Il cioccolato, questo qui della Lindt al lime.
E per finire mi sono presa per oggi a mezzogiorno, per cui oggi a mezzogiorno pensavo di mangiare questi 6 piccoli sushi e una barretta. Adesso vediamo quale delle tre. Penso di provare ad assaggiare questa, che è quella che mi ispira di più per il momento, ma vediamo. Questa mattina, dopo molto tempo, sono riuscita a ritruccarmi, sono riuscita a mettermi un po' di fondotinta, a truccarmi gli occhi, un po' di blush, un po' di illuminante, perché non fa molto caldo. Ieri, con la pioggia di ieri, le temperature si sono alquanto abbassate. Questa mattina alle 8 mi segnava 19 gradi. Adesso sono già 22, per cui già la temperatura è salita. Infatti vi faccio vedere che ho su i jeans e vi devo dire che questa mattina mi andava bene così quando erano le 8:30, 9, ma adesso che sono le 10 iniziano un po' a darmi fastidio. Sono appena stata in una pescheria che si chiama Nai e praticamente hanno sia pesce crudo che pesce già cotto, tipo gastronomia. Allora ho preso quello già cotto perché a me di cucinare il pesce non mi andava molto. Allora ho preso un po' di frittura del tonno, 2 cappessante, insalata di mare e 4 fettine di polenta. In tutto ci ho dato di queste cose, ci ho dato 29 euro i tondi tondi. No, 29 più, sì 29, 29 euro ci ho dato di questo cibo, a parte che questa sera andrà mangiata sicuramente la frittura, poi queste, visto che me le ha confezionate così, anche se vanno mangiate domani, penso che sia buona lo stesso. Io adesso mi strucco e vi saluto per questo vlog e ci vediamo la prossima volta. Ciao!